Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti, bambini e bambine, anzi artisti che siete qua oggi per conoscere quale sarà il vincitore del premio Soligatto 2025 per la fascia 5-7 anni. Avremo tutta una serie di sorprese oggi. Io sono Marina, con me c'è Sabina, Serena, Carlo, Francesca, Laura. Siamo di Barchetta Blu e di Maga Camaya, 2 centri, 2 organizzazioni, ma già ci conoscete. Abbiamo conosciuto le vostre insegnanti, abbiamo portato tanti libri ancora quasi un anno fa. Abbiamo scelto dei libri, poi voi li avete letti a scuola, avete conosciuto gli atelier creativi per poi creare delle opere, tutto in questa avventura che si conclude oggi con le premiazioni finali. E grazie alle insegnanti, alle educatrici, alle bibliotecarie, ma anche a chi ha proprio voluto questo premio, e quindi chiamo subito a dare un saluto delle persone importantissime, bambine e bambine, sono delle consigliere, delle assessore dei vostri comuni. Le chiamo subito a venire qui e sono l'assessore di Sernaglia della Battaglia Eleonora Antoniazzi, la consigliera di Miane Alessandra Gentili, la consigliera di Follina Monica Pullin, la consigliera di Cison di Valmarino Azzurra De Martin e l'assessora di Pieve di Soligo Eleonora Sec. Sono importantissime tutte queste persone che noi abbiamo invitato qua a darvi un veloce saluto, perché proprio ci hanno chiamato e hanno detto: noi vogliamo organizzare delle cose belle per i nostri bambini delle scuole di infanzia e delle scuole primarie. Eccole qua, allora facciamo un applauso, perché veramente sono state bravissime, sono andate dai loro sindaci e hanno detto: noi vogliamo fare dei progetti con i libri, con le opere d'arte, e siamo arrivati qua. Allora lascio la parola per un saluto veloce. Buongiorno a tutti, io sono il vice sindaco di Sernaglia della Battaglia e sono felice di questa iniziativa perché vi insegnerà a leggere. Leggere un libro non è una cosa da niente, è molto importante perché fa accendere la fantasia, fa sognare, fa imparare e fa conoscere tante cose che vengono raccontate. Quindi questo primo approccio che viene fatto con questi libri è fondamentale per il vostro futuro. Vi porto il saluto dell'amministrazione comunale di Sernaglia e del nostro sindaco Mirko Villanova. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Gentili dal Comune di Miane, di cui vi porto i saluti del sindaco e dell'amministrazione comunale. Volevo fare un ringraziamento veloce, senza occupare molto tempo, un ringraziamento a tutti gli organizzatori che hanno reso possibile questo evento e questo progetto. Un ringraziamento ai bambini che avete partecipato molto attivamente. Bambini, vi siete divertiti? Ah, meno male! Meno male, bene. Abbiamo visto che i laboratori che avete fatto hanno fatto dei risultati bellissimi, veramente complimenti, bravissimi. Un ringraziamento speciale anche a tutte le splendide maestre, che veramente sono l'anima e il cuore pulsante di questo progetto. La sinergia che c'è tra i vari comuni e le maestre è una cosa, secondo noi, meravigliosa, che permette veramente di realizzare dei progetti fantastici. Quindi un ringraziamento al supporto di tutte le maestre che ci aiutano con questo progetto ogni anno. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Monica Pullin, consigliere del Comune di Follina, del quale porto i saluti del sindaco Paola Carniello e dell'assessore Caterina Toffolatti e dell'amministrazione tutta. È con grande emozione che oggi prendo parola per questa premiazione, perché conosco il progetto molto bene, avendo collaborato con la scuola dell'infanzia di Valmareno, che oggi non è qui ma ci segue in diretta insieme ad altre classi, alle quali mando un saluto a tutti, oltre che a voi qui presenti. E vorrei ringraziare appunto voi bambini, perché siete il cuore di questo progetto, siete, come è stato detto in apertura, dei piccoli grandi artisti che avete realizzato delle opere d'arte accompagnati da un team
multidisciplinare a partire dal centro di Barchetta Blu e l'associazione Magacca Maya, le insegnanti, bibliotecari e bibliotecarie e appunto avete realizzato questa atmosfera che ha qualcosa di magico e ci fa tornare tutti un po' più bambini, no? E quindi con uno sguardo creativo sempre aperto, e è questo che ci insegna un po' la lettura, il leggere insieme ci apre a mondi nuovi, inediti, che possiamo scoprire solo insieme. Quindi questo è anche un messaggio per creare comunità unite, consapevoli, quindi io non vi auguro se non un buon soligatto e che abbia ancora lunga vita, insomma. Un ringraziamento speciale molto veloce in conclusione alle amministrazioni di Pieve e Farra, promotrici di questa iniziativa che è veramente qualcosa di importante nella quale tutti noi crediamo. Grazie. Ciao a tutti, io sono Azzurra De Martini, sono consigliera comunale del Comune di Cison di Valmarino. Vi porto i saluti dell'amministrazione e del sindaco, Cristina da Soller, e volevo dirvi che sono felice di sentire che vi siete divertiti con questi progetti, con questi laboratori, con questi momenti di comunione che avete avuto insieme ai vostri compagni, insieme ai vostri insegnanti, e spero che questo vi abbia portato dei pensieri, non lo so, un senso di felicità diverso magari da condividere con i vostri amici, ecco. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono Eleonora Secca, assessore alla cultura di Pieve di Soligo. Porto anch'io i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Pieve e del nostro sindaco Stefano Soldanna. Ringrazio tutti voi per essere qui presenti così numerosi, ringrazio le vostre maestre perché credono, portano avanti insieme alle amministrazioni comunali, dei comuni appunto, vedete gli stemmi qui dietro dei vostri comuni, che collaborano da ben 18 anni, quindi il Soligatto è diventato quest'anno maggiorenne in questo progetto. Ringrazio le bibliotecarie infine, ma non per minore importanza, poiché veramente fanno da tramite per la gestione, per l'organizzazione, tra appunto le associazioni che collaborano. Quest'anno abbiamo l'onore di avere per la prima volta Barchetta Blu qui con noi, che ci aiuta e ci ha aiutato in questi mesi nell'organizzazione di questi laboratori, splendidi laboratori fatti in classe, nelle letture e oggi nelle premiazioni, e vi assicuro che vi faranno divertire molto, ecco. Quindi io vi auguro una buona mattinata e buone premiazioni e buon Soligatto. E mentre scendiamo e ringraziamo questi assessori, consiglieri, vice sindaco, vi invito ad accomodarvi perché oggi sono protagonisti i libri e le letture. Proprio Carlo e Sabina sono pronti. Sapete, i sindaci, i consiglieri sono proprio delle persone, gli assessori che si occupano di organizzare delle cose belle per voi e anche per i vostri papà e le vostre mamme. Lascio subito la parola a Carlo e Silvia. Silvia. No, aspetta, come ti chiami? Sabina, scusate, ho sbagliato, sono emozionata anch'io. Sabina, per la lettura dell'albo illustrato che seguirà. Il pittore e il ritratto dell'uccellino di Max Velthuis è un libro bohème. Parte il video adesso che ci aiuterà un po' a seguire la storia. A tutti quelli che cercano il proprio posto nel mondo. C'era una volta un pittore che, come molti pittori, non aveva un soldo. Nella sua vita aveva dipinto tanti quadri, alcuni belli, altri un po' meno belli, ma nessuno gli era caro quanto il ritratto di un uccello, un meraviglioso uccellino dalle piume lucenti, nato dalla sua fantasia e diverso da qualsiasi altro volatile esistente sulla terra. Un giorno capitò nel suo studio un uomo molto ricco
Voleva comprare un quadro per il suo nuovo sontuoso palazzo. Passò in rassegna tutti i quadri più e più volte e alla fine sentenziò: Voglio questo voglio. Ed era proprio il ritratto dell'uccellino variopinto. Sì, ma questo non è in vendita. Ma il ricco signore insisteva e offriva sempre più denaro, fino a che il povero pittore cedette e acconsentì. Il ricco signore pagò, prese con sé il quadro e se lo portò a casa. Ma lì, appeso a una parete del salone, l'uccellino non era felice. Fra tutti quei mobili di gran lusso, quegli oggetti preziosi, si sentiva come un inutile soprammobile. Un giorno di primavera, dalla finestra aperta, gli giunse il canto degli altri uccelli che volavano nel parco. L'uccellino si guardò intorno e vide che il ricco signore si era appisolato in poltrona. Allora prese coraggio, allargò le ali e spiccò il volo, uscendo dal quadro e poi dalla finestra. Un nuovo mondo si aprì davanti a lui, pieno di suoni, colori, profumi che non aveva mai conosciuto. Le chiome degli alberi risuonavano di cinguetti di uccellini e nell'erba frinivano i grilli. L'uccellino atterrò su un prato punteggiato di magnifici fiori. Un gallo si avvicinò incuriosito e gli chiese: Chi sei? Cosa fai da queste parti? Sono un uccello e sto cercando la mia famiglia. Temo che tu sia proprio capitato nel posto sbagliato. Prova ad andare dagli uccelli del bosco, loro sicuramente sapranno aiutarti. Nel bosco c'erano molti alberi e in ogni albero c'erano molti uccelli, ma erano tutti diversi da lui, molto diversi. Lo accolsero con diffidenza. Che strano uccello è mai quello? È davvero ridicolo. Torna allo zoo, quello è il posto per te. L'uccellino rimase deluso e anche un po' offeso, ma seguì lo stesso loro consiglio e volò via e compì lunghi giri sopra la città. Stanco, vide infine dall'alto un posto soffice e accogliente e vi atterrò per riposare. Ehi, questo cespuglio non è un cespuglio. Ah, ma chi si è seduto sulla mia testa? Chi è che si è seduto sulla mia testa? Me lo dici? Questo è la mia testa. Cosa sei venuto a fare sulla mia testa? Oh. Senti, io sono il reone di questo posto e tu, uccellino, se ti comporterai bene, potrai restare qui ed essere mio ospite, d'accordo? Certo che è un uccellino sempre zitto questo, eh? L'uccellino decise di accettare l'invito. La voce si diffuse e cominciarono ad arrivare visitatori da ogni dove per ammirare la strana coppia, un leone e un uccellino che vivevano insieme da buoni amici. Ma chi aveva mai visto una scena del genere? Il direttore dello zoo osservava dalla finestra quel gran via vai. Ma cosa hanno tutti da guardare? Corse giù, si fece largo fra le persone e si trovò davanti ad un uccellino unico e meraviglioso che per giunta stava seduto sulla testa del leone. Interessante. Questo è un caso da studiare. Prese l'uccellino e lo portò nel suo studio, pieno di carte e di libri. Com'è possibile che in nessuno di questi libri ci sia un uccello simile? Borbottava, sfogliando i suoi grossi volumi sugli animali. Era così assorto nella ricerca che non si accorse che alle sue spalle l'uccellino spiegò le ali e volò via dalla finestra aperta. Volò a lungo sopra tetti, campi, triste e senza meta, perché non aveva una casa né una famiglia. Quale sarà il mio posto in mezzo a questo mondo così grande?
ma all'improvviso vide in cielo un altro uccello bianco, enorme, con le ali spalancate. Era talmente diverso dagli uccelli del bosco che credette di aver trovato finalmente la sua famiglia. Con tutta la forza delle sue ali si lanciò all'inseguimento, ma la strana creatura era molto più veloce di lui e men che non si dica scomparve fra le nuvole. Deluso, l'uccellino scese di nuovo a terra e andò a posarsi sotto un grande castagno. Passò di lì un ragazzino e si fermò stupito a guardare quell'uccellino così originale. E tu? E tu chi sei? Da dove vieni? Ah, amico, non lo so e mi piacerebbe scoprirlo. E gli raccontò la sua storia. Gli parlò del pittore, del ricco signore, della fuga dal palazzo, del suo lungo girovagare. Ho capito dov'è la tua casa. Vieni con me. E lo riportò dal pittore. Proprio in quel momento si presentò nello studio del pittore il ricco signore. Teneva sotto braccio il quadro abbandonato dall'uccellino. Guardi cosa mi ha venduto. Ecco, rivoglio subito indietro l'uccello oppure mi restituisca i soldi. Il pittore constatò che in effetti nel quadro non c'era più l'uccellino e restituì i soldi al ricco signore. Ma dove? Ma dove sarà finito il mio caro meraviglioso uccellino? Quando si affacciarono sulla porta, il ragazzino e l'uccellino, il pittore rimase ancora più incredulo. Entrate, finalmente ti ho ritrovato, caro uccellino. Bentornato a casa. All'udire queste parole, l'uccellino capì subito che quella era la sua casa, quello era il suo posto nel mondo e senza esitare aprì le ali e ritornò nel quadro. Il pittore decise che non avrebbe mai più venduto a nessuno quel quadro e l'uccellino promise che non sarebbe mai più scappato. Trascorsero così tanti giorni e anni felici, sempre insieme. Il pittore dipingeva i suoi quadri e l'uccellino talvolta lasciava il suo quadro, ma solo per osservare da vicino il suo amico al lavoro. Bene. E avete visto nella vetrina tutte le opere dei nostri grandi artisti che si sono ispirate proprio a tutte le città, la campagna, il bosco, il mare sorvolato, il nostro uccellino e le due sculture ispirate proprio, le sculture uccellino, due esempi di sculture che abbiamo fatto in classe con i nostri artisti. Bene. Bravi. Un applauso, ve lo meritate, bravissimi. E adesso, come forse avrete notato appena vi siete seduti a terra, sulla vostra destra c'è il barattolo di vernice, prendetelo per favore. Cioè, proprio sulla destra, dai, l'abbiamo messo, lo vedete? Dai Sabina, tu prendi il tuo che A io prendo il terra, mio. dai, qua a terra ce l'avete. Ecco qua, dai, l'avete Ehi, preso? bambini. Tiratelo su, bello alto. Oggi si gioca con la fantasia, Più in quindi alto. ce l'abbiamo tutti. Non troppo in alto che lo rovesciate in testa a qualcuno. A metà, a metà. Riponetelo a terra. Il pennello l'avete portato? Sì, è in tasca, prendiamolo dalla tasca. Dai, mettete la mano in tasca, via. Ce l'avete? Metà. Su, in alto, alzatelo bene così, d'accordo? Abbiamo? Perfetto. Benissimo. Allora, senti, Dimmi tutto. io mi sento pittore. Anch'io. Voi vi sentite pittori? Certo. Allora, senti, siccome io in realtà sono un pittore molto scarso, Sì. io farei questa cosa qua, magari voi mi aiutate. Io cerco di fare un disegno semplice, tipo, cosa potrei fare di semplice? Un drago che sputa fuoco? Ma che drago, una cosa semplice abbiamo detto. Allora potrei fare, cosa faccio di semplice? Non so disegnare, cosa faccio? E montagne, ha detto questa bambina. Montagne, ma le montagne, non sono capace, una cosa più semplice. Una faccia, dai, facciamo tutti una faccia. Faccio la faccia? Sì. Facciamo la faccia. Facciamola insieme, una faccia. Allora, però voi aiutatemi, accompagnatemi per favore. Io inizio Va bene, a fare... facciamola insieme a lui, siamo pronti? Tirate fuori per favore questo pennello. Ma scusate, Ma Ce non vi l'abbiamo tutti, pennello? No, aspetta.
Scusate, prima immergiamolo dentro al colore. Vai. Flaf, flaf. Ok, Allora io inizio, cerco di fare una faccia Vai. tonda. faccia grande. Aiutatemi Facciamola. per favore. Va bene Ole. così? Sì, dai. Ok, abbiamo fatto la faccia? Sì, Ok, sì, sì. adesso una cosa sempre. Allora la faccia è fatta. Cosa ci vuole per la faccia? Gli occhi. Gli occhi. Vai. Aspetta, cambio colore però, posso rubarne un po' tuo? Va bene. Oh, scusami, ho sbagliato. Ho sbagliato, scusami. Oh, scusami. Non l'ho fatta apposta. Scusami ancora. Ma mi stai rovinando il mio disegno! Non l'ho fatta apposta. Cos'è che facciamo, scusate? Una Le facce hanno gli occhi, allora aspetta, un Vai. occhio qua, Ok, un occhio qua. ok, facciamolo bambini. 2 occhi. Ok, gli occhi l'abbiamo fatto. Adesso i capelli. Vai, capelli. I capelli. No, vabbè, faccio tutto nero. Vai, facciamoli bambini. Ma con i ricci o senza, scusate? Ricci. Allora facciamo così. Mezzo riccio, mezzo liscio e mezzo impazzito. È fatta? Va bene. Ok, adesso ci manca quella qua, come si chiama? Ah sì, l'ombelico proprio qua in mezzo. Ma l'ombelico. no! La bocca. Ombelico e bocca, incominciano tutte e due con la dai. Oh, facciamo una bocca che ride? Sì, dai. Ma è la solita noia della bocca, facciamola che piange disperato. E che anche sputacchia. Oh, la bocca che ride. Facciamo una bocca che ride, dai bambini, Vabbè, bocca ma che l'ho ride. fatta sputacchiosa. Bocca che ride, ci piace a noi. Ok, manca qualcos'altro? Il naso. Allora, siccome i bambini sono tutti bugiardi, un naso da Pinocchio, d'accordo? Naso da Pinocchio. No, un naso No, ho sbagliato, bello. i grandi sono bugiardi, scusate. Eh, Naso da Pinocchio perché io sono molto bugiardo. va Basta bene. così o più grande? Più grande. Ma non sono così bugiardo. Va bene così? Va bene. Mi faccio 2 nasi giganti, anche uno di qua, aspetta. Aspetta Sabina, ti metto dentro il mio naso, che schifo. No, che schifo, c'hai le caccole. Sei finita dentro il mio naso, esci. Ok, poi cosa manca? Orecchie. Mettiamo una di qua, facciamola bambini. Una. E l'altra da quest'altro lato. E una sotto il mento. Ma si vede sotto? Sotto al mento cosa c'è? Beh, io ne avevo una volta. Il collo. Il collo? No, il collo. 1 e 2. Ma il collo non sono capace di farlo. Aspetta, il mio è diventato veramente brutto. Però dai, non mi dispiace. Possiamo cancellare? E allora con cosa cancelliamo? Una Allora gomma? facciamo così. Dopo secondo me ci sgridano perché abbiamo riempito di macchie tutto quanto il pavimento. Sentite, giusto perché poi chi viene a ripulire non si arrabbi con noi. Sputatevi un attimo sulle mani. Fate finta di cancellare. Pulite bene davanti a voi, anche i compagni. Sì. Aspetta Sabina, scusami Sabina. Ok. Avete pulito tutto? Ok, adesso facciamo gli gnorri. Ci sediamo al posto e facciamo finta di niente. Dai, fate finta di niente, ok? E noi andiamo avanti. Va bene, andiamo avanti dopo quel disegno immaginario. E andiamo avanti con un altro libro che abbiamo amato tanto. Beh, bello, eh? Sabina, questo libro sembra sia piaciuto molto. Allora, un libro molto divertente che si intitola Il frutto rosso di Li Jin Eun.
questi autori, a volte magari sbaglierò la pronuncia dei nomi degli autori, chiedo scusa in anticipo a tutti gli autori stranieri. M Edizioni. Orsetto si è svegliato molto presto. Ho fame! Toc! Un frutto rosso? Buonissimo! Ne voglio ancora! Lassù? Va bene. Salgo. Vado su. Più su. Più su. Più su. Più su. Più su. Eccolo! Eccolo! Oh, no! È un bruco! Ciao, bruco! Vado su! Eccolo! Bambini, è lui, è il frutto rosso! No! Ah no! È uno scoiattolo! Ciao scoiattolo! Io vado su! Voglio il frutto rosso! Più su! Più su! Più su! Eccola! Bambini, eccola! È lui! È lui! Oh no! È un alveare! Ciao, alveare! Vado più su! Più su! Più su, più su, più su, più su, più su, più su, più più su! Più su, 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 più su. Oh! Sono in cima! Ma niente frutti rossi! Oh! Quello è un frutto rosso! Gigante! Wow! Oh, sarà squisito! Ops! Cado! Ciao mamma! Che buoni questi frutti rossi! Me li mangio! Gnam, gnam, gnam. Grazie mamma! Buoni questi frutti rossi! Gnam, 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 gnam. Oh! Bene! Bene! Ma quello è un frutto giallo? Il frutto rosso! Bene! Grazie Sabina e Carlo.
Allora, sappiamo che li conoscevate questi 2 libri che erano nelle quartine, nei 4 libri proprio dedicati a voi. Che libri erano? Allora, Il pittore e il ritratto dell'uccellino Dell'uccellino. e poi Il frutto rosso. Ma adesso presentiamo un altro libro, il terzo libro. Non vi diciamo da subito che libro è, ma siamo fortunatissimi e onoratissimi di avere qui con noi proprio chi l'ha ideato, l'ha scritto, l'ha disegnato, l'ha pensato. E allora chiamo e facciamo un applauso grandissimo qui sul palco. Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle, venite qua su, fatevi vedere che i bambini e le bambine vi vogliono proprio conoscere, perché senza di voi tutti questi libri, questi atelier artistici non avremmo potuto farli. Ecco qui, eccole qua, Applauso! la scrittrice e l'illustratrice. Esistono veramente, sono in carne ed ossa. Eccole qua, finalmente le incontriamo. Ma Carlo e Sabina, sono curiosoni questi 2. Mi sembra che volevate fare delle domande. Certo. Non so, sentiamo un po' che domande avete e cosa ci rispondono. Senza Allora, svelare ancora, vediamo io se lo proverei indovinate. a chiedere a queste 2 grandi autrici, ma nel libro che avete scritto per noi ci sono per caso dei boschi? Sentiamo la risposta. In questo libro ci sono dei boschi? No. No, non ci sono dei boschi. E ci sono allora, non ci sono boschi, ma forse se non ci sono boschi ci potrebbero essere, come si chiamano quelli degli animali? Sì. Ci sono degli animali, ma non ci sono dei boschi, ci stanno dando degli Sì, indizi allora- per scoprire il libro. Aspetta. Anche secondo me in un libro ci sta tutto, quindi ci sono tutte le immagini che sogniamo, che vogliamo. Devo fermarmi qua e aspettare altre domande? Vediamo, dai, andiamo avanti con gli indizi. Allora se dici così ci potrebbe stare dentro anche, non so, una casa? Hai voglia, anche un palazzo. Un Anche gelato? una reggia. Un gelato? Oh, mamma mia, ma di che gusto vuoi? Che gusto vogliamo di gelato? Tutti i gusti. Quindi facciamo un riassunto. Allora giusto, bambini, bella facciamo un idea. riassunto. Questo libro non ci sono boschi, ma ci potrebbe essere tutto. Ci sono case, ci sono gelati, Animali. Ma Allora, scusa. di che libro stiamo parlando? Ma aspetta, io ho un'idea, un'altra domanda ce l'avrei. Andiamo avanti. Ma con questo libro ci si può giocare? Sentiamo. Tantissimo. Con questo libro a questo ascoltate la domanda che La rifacciamo. fondamentale. Sentite, ascoltate bene. La rifacciamo perché un po' è scappata. Scusatemi, adesso provo a riporla meglio. Dunque, la domanda è: con questo libro ci si può giocare? Tantissimo. Si può giocare ai Anzi- bambini detective con questo libro. Anzi, vi dirò che per prima a giocare è proprio questa signora qua, tutta colorata, che è anche molto birichina. Ma lei gioca con le parole però, Quindi giocano tutte e due, una con le immagini a creare e l'altra a creare significati con le parole. Mamma mia, ma questo è un'altra domanda. Che gioco ci volete suggerire di fare con questo libro? Per esempio, un gioco che si può fare Con i colori. con i colori. Bambini detective. Si tratta per caso di uguali ma diversi? Bravissimi, perché non dovevamo dirlo e non volevamo dire neanche le forme.
Però i bambini hanno indovinato. Hanno capito. Un applauso! Beh, meno male che non hanno svelato giù subito, ci hanno fatto girare un po' la testa, ma alla fine, pur nascondendo, parlando, non parlando, siete stati in gamba e siete riusciti ad arrivare al libro che peraltro adesso premiamo, giusto? Devi. Riprendo subito il microfono perché Uguali ma diversi di Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle ha proprio un premio, una menzione speciale, un premio speciale per questo Soligato 2025 e noi tra i bambini e le bambine abbiamo raccolto la motivazione delle parole che ci hanno detto i bambini e le bambine. Questo libro ci è piaciuto tantissimo. Infatti, è un libro di una casa editrice che si chiama Gribaudo e si dice così: un libro colorato per scoprire le forme geometriche, ma anche per giocare con la fantasia. Una storia divertente che ci ha permesso di riflettere su quanto sia bello stare insieme, ognuno con la propria unicità. Allora un grandissimo applauso, complimenti. Lascio la parola alle due autrici che ci racconteranno ancora qualcosa di questo libro e poi consegno loro l'attestato di vincitrici di questo premio speciale. Io volevo solo aggiungere che un libro nasce sempre da un'idea. Poi il libro è come un bambino, va via con le sue gambette in giro per il mondo e quando arriva davanti ad altri bambini, anche adulti, maestre bravissime, maestri e maestre bravissimi, poi sviluppa altre idee, diventa fonte di altre idee e di altri meravigliosi lavori. Ne abbiamo visti là fuori, vero Nicoletta? Meravigliosi lavori, complimenti, bellissimi. Nicoletta, Sì. raccontaci tu qualcosa di te. Allora, io sono l'illustratrice e quindi avete visto le figure che ho formato con il colore, con le forme che il testo di Maria Loretta mi ha suggerito. Vi posso dire una cosa, come la mia lettura di questo libro, quando lo porto nelle scuole, nelle biblioteche, nei musei, io per esempio uso la musica, cioè per esempio il quadrato è solo il violino, il rettangolo solo pianoforte, il triangolo solo la tromba e il cerchio le percussioni. E poi alla fine, quando tutte le forme cominciano a creare delle figure, diventano l'orchestra. Bellissimo. E io ho scelto l'inno alla gioia, non è un caso. Bello, bellissimo. Grazie mille. Allora, Anche per questo spunto. il microfono, consegno ufficialmente. Ecco qui, Nicoletta e Maria Loretta, venite al centro e così facciamo un ultimo applauso ufficiale. Grazie mille e grazie degli spunti e dei suggerimenti. Potete tornare, ma Carlo e Sabina, anche loro che ne combinano sempre una, hanno pensato, vediamo un po', di leggervi e di raccontarvi questo meraviglioso Uguali ma diversi e poi anche questa volta sarete voi i protagonisti. Va bene, dai. Allora mi aiutate a leggere un po', d'accordo? Perché io ogni tanto sono un po' smemorino e mi dimentico magari delle parole. Allora, Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle, Uguali ma diversi di Gribaudo. Siete pronti? Ok, per favore aiutatemi. Dunque, c'era una volta un quadrato, sì, ma c'era una volta anche un rettangolo. Oh, sì, e c'era addirittura un bellissimo triangolo. E loro se ne stavano là nello spazio ordinato e immobile, diversi e superbi, ognuno convinto di avere la forma perfetta. Io mi immagino il triangolo che diceva io sono perfetto, il quadrato io sono perfetto, il rettangolo io sono perfetto.
perfetto. Ma un giorno successe qualcosa di inaspettato, perché arrivò e appena arrivò, gli altri dissero e si chiesero preoccupati: ma chi è quello? Da dove viene? Cosa ci viene a fare qui? Oh, ora non so voi, ma secondo voi il nuovo arrivato se ne stava fermo? No, il nuovo arrivato non stava fermo come si deve, perché patapum patapam, saltellava, spush push 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 boom, rimbalzava, zoom, 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 rotolava. Ma quanta confusione! Dicevano gli altri, quanto rumore! Il nuovo arrivato poi si infilò di sotto, paia! Poi ballonzolò di sopra, patapim patipam patapum, e infine si appoggiò di un lato. Vua! Ma che fa? Non si può! Ma poi successe un'altra cosa incredibile, perché uno di loro cominciò a ridere, sì, e risero tutti, ma proprio tutti. È divertente, sì, è piacevole, sì, è per davvero spassoso. Avevano scoperto il gioco e ora erano tutti vicini l'uno all'altro. Si mescolarono e formarono figure, costruirono cose come questo. Sì, proprio come lui, e addirittura, oppure come questo, che cos'è questo? Sì, e videro che ognuno di loro era importante alla stessa maniera. Avevano scoperto l'amicizia e si sorpresero nel vedere che, pur rimanendo uguali, erano sempre diversi. Tutto era nuovo ed entusiasmante. Entusiasmante come queste. Sì, ma cosa sono? Cosa sono? Gufi. Oh, ma questo forse è un gufo, giusto? Beh, tenero come un gufo e a volte anche buffo. Uguali ma diversi. Un applauso! Oh, questo è il premio Sorigatto, naturalmente anche per Nicola Bertelli. Oh, dove siamo? Qua stiamo arrivando verso la fine, eh? Quanti libri dobbiamo ancora leggere? Io mi voglio sgranchire un po' le braccia, le gambe, Mi la piace. testa, il collo, perché mi sento un po'. E voi? Vi volete sgranchire? Dai, allora facciamo un gioco. E diventiamo un triangolo. Un triangolo così? Così. Io le faccio tutte giuste. Un triangolo così? Così. Una ballerina triangolo? Una ballerina panciona triangolo? Carlo, Vabbè. un triangolo. Ok. Un rettangolo. Un rettangolo. Ah, così, un rettangolo. Un quadrato. Oh, no. Possiamo anche aggiungere un verso quando facciamo il quadrato. Ok? Va bene, dai, questa gliela facciamo Va bene, passare. grazie. Forzuto, un quadrato. E un triangolo. Anche con la faccia da santo. E allora, come facciamo il cerchio? Il cerchio, non lo so. Il cerchio lo facciamo a forma di rombo. No, ci alziamo i piedi e... Ok, va bene. Vai, Nipo. Ok, allora lo facciamo tutti in piedi questo gioco. Alziamoci in piedi, dai. Tutti in piedi. Ok. Siamo in piedi. Dai, Fermi così ci dove sgranchiamo siamo. un attimo le gambe. Allora, fermi sul posto, ma in piedi. Quindi, ripassiamo le forme. E il cerchio abbiamo detto... Facciamo un giro solo, poi il triangolo. Che verso possiamo fare per il triangolo? Facciamo la faccia quella da la faccia innamorata. da buoni.
Il rettangolo invece fium. Fiume? Fium. Stiamo per volare come Superman. Fium. E invece il quadrato. Ok, dai, Ok. proviamo. E allora questo è un gioco come sacco pieno, sacco vuoto. Quando Carlo dà il comando, noi dobbiamo eseguire. Siamo pronti? Io controllo. Ok, vai. Pronti? Cerchio. Cerchio. Ok, attenzione che sono veloce, eh. Quadrato. E ciù, non c'entrava. Triangolo. E manca soltanto quadrato. Rettangolo. Cerchio. Rettangolo. Triangolo. Ma non importa. Quadrato. 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 Rettangolo. Cerchio. Triangolo. Dillo tu, vai. Allora, ok, più difficile. Quadrato, ma anche col triangolo in testa. Cerchio che si trasforma in un rettangolo. Dai, ci fermiamo che dici. Basta, ok. Ok, e adesso queste figure le facciamo riposare, le facciamo sedere, risentetevi pure ai vostri posti. Perché Bisogna fare un applauso perché sono stati bravi, dai. Ma anche 2 applausi. Bene. Super bravi a fare ginnastica. Abbiamo fatto anche un po' di ginnastica perché è giusto dedicarsi anche a questo. Allora, proseguiamo con la prossima storia, che dici? Certo che sì. Oh. Bravi, una casa per Piccolo Orso. Allora, io e Sabina vi leggiamo anche questa. Siete pronti? Allora, Una casa bambini. per Piccolo Orso di Britta Tank e Trap, Gallucci Editori. Siete pronti? Ci siamo? Piccolo Orso viveva felice e contento nel cuore del bosco. Amava sedersi sulla roccia preferita sotto il faggio e vagare tra gli alberi in cerca di bacche. Quando poi il sole tramontava e il cielo si faceva scuro, si accoccolava sulla sua grotta accogliente sopra a un soffice letto di foglie. Era una bella vita. Un giorno, però, accadde qualcosa. Il sole era ormai tramontato da un pezzo quando il cielo notturno si accese di un bagliore rossastro. All'inizio era solo una luce fioca, ma con il passare delle ore diventò sempre più intensa. Il mattino dopo, Piccolo Orso si svegliò al richiamo degli uccelli. Piccolo orso, la tua casa non è più al sicuro, devi andartene subito. Il suo amato bosco era in fiamme. Piccolo Orso corse via e corse fino a non avere più fiato e si fermò soltanto quando raggiunse il limitare del bosco. Non si era mai sentito così solo. Prese un respiro profondo. Devo farmi coraggio, devo trovare una nuova casa. Ma per quanto si mise in cammino, nessun luogo gli sembrava familiare. Piccolo Orso camminò a lungo senza trovare né grotte accoglienti né boschi dove ripararsi. A un certo punto, dopo aver attraversato un fiume, scorse una tana accanto a un faggio. Assomiglia proprio al mio albero. Forse potrebbe essere questa la mia nuova casa. Quando si avvicinò alla tana, però,
un coniglio minaccioso uscì alla carica. Spaventerai i miei piccoli, vattene e trovati una tana per conto tuo. Così Piccolo Orso proseguì la sua ricerca. Con la luna che vegliava su di lui, Piccolo Orso si imbatté in un comodo tronco, Questo letto di foglie ricorda proprio il mio. ma non appena si mise a sistemare gli arbusti, apparve una famiglia di volpe scontrose. Qui non c'è posto per un orso, vattene e trovati una casa per conto tuo. E Piccolo Orso? Piccolo Orso a questo punto, sì, se ne andò. Il sole ormai stava sorgendo quando Piccolo Orso vide un cespuglio carico di bacche invitanti. Forse è questo il posto giusto. Odora di casa. Ma non appena raccolse la prima bacca, apparve un cinghiale. Ah, non ce ne sono abbastanza per tutti e due. Vattene e trovati delle bacche tutte per te. E così, anche questa volta, Piccolo Orso se ne andò. E Piccolo Orso camminò e camminò senza sapere dove andare. Nessuno mi vuole. Forse non troverò mai una nuova casa. Alla fine, Piccolo Orso raggiunse un altro bosco, che però era molto diverso da quello che conosceva. Tutto solo e sperduto, si sedette ai piedi di un albero e cominciò a piangere. All'improvviso apparve uno scoiattolo. Ciao, piccolo orso. Ti sei perso? Possiamo aiutarti? Cinguettò un uccellino. Cerchi un posto dove stare? Squittì un topolino. Dite sul serio? Davvero avete un posto per me? Qui tutti sono i benvenuti! Esclamò il cerbiatto. Insieme mangiarono, giocarono e chiacchierarono fino al tramonto. E il gusto delle bacche era diverso. Gli uccelli cantavano melodie sconosciute e non c'era nessuna grotta in vista. Ma non appena Piccolo Orso si accoccolò su un soffice tappeto di muschio, un tepore familiare gli scaldò il cuore. E questo è il posto giusto per me, un posto che posso chiamare casa. Una casa per Piccolo Orso. Oh. Eccolo qua. Bene, bene, bene. E adesso attenzione perché abbiamo letto tutti e 4 i libri, quindi adesso dobbiamo svelare i premi. Ma prima una cosa importante. Vi vogliamo anche presentare qualcun altro che ha qualche responsabilità su questo libro che è stato editato da una casa editrice che si chiama Gallucci, che fa tantissimi libri illustrati per i bambini. E allora chiamiamo, è sempre un applauso perché ci è piaciuto così tanto questo libro, le responsabili della casa editrice Gallucci, Deborah D'Antonio e Barbara Dalla Villa, che è la traduttrice, perché Britta Teckentrup, che ha scritto questo libro, abita lontano e parla un'altra lingua e quindi ci è voluto proprio Barbara per trovare le parole giuste in italiano per raccontarvelo. Eccole qua e come sempre io so che questi due simpaticoni di Carlo e Sabina vogliono fare delle domande che avete suggerito anche voi, delle curiosità. Vediamo un po' che cosa vogliono chiedere. Benvenute, grazie. Allora sappiamo che Britta abita lontano dall'Italia e allora vi chiediamo, ma dove abita Britta? Abita al mare, abita in montagna, abita in un posto dove ci sono tanti animali, dove abita Britta? Lo sapete voi? Abita a Berlino, A Berlino, sapete che è lontanissimo dall'Italia. però è cresciuta in Eh? una casa
vicina ad un sacco di boschi e di foreste. Ah. E quindi per questo ha preso proprio ispirazione dalla natura che la circondava per scrivere le sue storie. Ecco allora, avete capito perché ha messo tutti questi boschi, questi animali nel suo libro? E perché? Lo sapete per caso perché il protagonista di questa storia è proprio l'orso? Per caso è uno dei suoi animali preferiti? Dovremmo chiederlo a Britta, perché questo non lo so, quindi vi prometto che quando la incontro glielo chiederò. Però l'orso è uno degli uno- animali che vede nei certo, boschi. certo, vive nel bosco. Sì, Voi sì. l'avete mai visto un orso, bimbi? Ma pensate che dove vive Britta ci sono anche ancora un po' di orsacchiotti? Ho capito. E un'altra domanda, questi colori particolari, spesso ritornano questi verdi, questi blu un po' particolari nei libri di Britta. Quali sono i suoi colori preferiti? Lo sapete per Il caso? blu è un colore, è uno dei suoi colori preferiti e infatti noi abbiamo pubblicato altri libri di Britta in cui ritorna comunque il colore blu. Questo Quindi blu sì, particolare, un po' poi è un colore che personalmente a me ricorda il mare, il cielo, quindi comunque elementi della natura. Quindi sì. Certamente, ho capito. E vi ricordate che nella storia, nella prima parte della storia, questo orsetto viene scacciato dagli animali del bosco? Ma perché questi animali del bosco lo scacciano e poi però per fortuna incontra degli animali di un altro bosco che invece lo accolgono? Perché all'inizio magari ci sono degli animali che sono spaventati, perché comunque è piccolo orso, anche se è piccolo, è un orso, quindi comunque è un animale forte. Però poi incontra per fortuna degli animali gentili che lo accolgono e gli trovano una nuova casa. Ecco, bene. E cos'altro ci volete raccontare di questo libro? C'è qualche curiosità, qualche cosa che avete voglia di dirci voi? Non lo so. Io so che Britta usa moltissime tecniche nei suoi libri e parte prima dalle immagini, dai disegni e poi lavora sul testo. Quindi si ispira prima ai disegni e usa moltissimi colori, come avete potuto vedere. Perché infatti lei è autrice sia del testo che delle illustrazioni che sono molto particolari. Vi è piaciuta questa storia, bimbi? Ad alcuni sì, ad alcuni no. Io posso ringrazio. Allora, bambini, Grazie. siamo quasi arrivati alla conclusione. Chiedo di rimanere qui con noi a queste due nostre amiche, perché mi sa che questo libro, caro Carlo e cara Sabina, Sì. e cara Deborah e cara Barbara e cari tutti voi bambini e bambine, è piaciuto davvero tantissimo. E infatti, lo possiamo dire, probabilmente uno dei due premi l'ha vinto e sicuramente ha vinto il premio come migliore copertina, l'avete scelto voi. E quindi un applauso! E allora approfitto e consegno alla nostra cara Barbara, ecco qui l'attestato di migliore copertina, voto d'impatto si chiama, quindi appena l'avete visto vi è piaciuto tantissimo e lo avete votato. Un premio davvero importante, voto d'impatto per la fascia 5-7 anni del premio Soligatto 2025. Ma non lo so, c'è qualche altra cosa da aggiungere? Beh, dobbiamo adesso anche Rimanete qua con noi. svelarvi chi ha vinto veramente il premio Soligatto. E secondo voi chi è stato? Quale libro avrà vinto? Allora, Vediamo. non sentiamo. E allora, una casa per piccolo orso. E allora, come sempre, vi leggo le parole che abbiamo raccolto che hanno fatto vincere con tantissimi voti questo libro.
una tenera storia dalle illustrazioni ricche di particolari e di colori, che ci porta nel bosco di un piccolo orso alla ricerca della sua casa. Un libro che insegna il valore dell'accoglienza e dello stare insieme al di là di chi siamo. E guardate chi vi manda i saluti. Proprio lei, Britta, voleva stare qui con noi oggi, ma abita lontano, ma vi saluta tantissimo e vi manda questo piccolo video. Eccola Pronti? qua. Ascoltiamola. Hello, I'm so excited that you picked my book, Somewhere for Little Bear. You Sono made me so davvero happy. entusiasta. Thank you very much. And you made me feel just as welcome as the little bear in my Mi book. avete fatto Thank you. felice. Bye bye. E grazie mille. Grazie Britta, ciao, complimenti. E allora, eccolo qui, la consegna del premio a tutte le nostre amiche della casa editrice Gallucci. Vieni Sabina, eccoci qua. Volete dire, ce la fai? Possiamo tenerlo il gatto. Grazie mille. Vi ringrazio con tutto il cuore anche da parte dell'editore e della casa editrice e siamo orgogliosissimi di questo premio. Allora chiamo anche l'assessore per un saluto ultimo, la vice sindaca se vuole venire, Eleonora Antoniazzi, che così anche facciamo una foto e consegna anche lei questa preziosissima statuetta. Eccoci qua, se vuole dire due parole, poi facciamo la consegna ufficiale ancora. Mi complimento per la scelta, davvero ottima, per questo libro interessantissimo. Bene, allora una foto di consegna anche da parte dell'assessore con le referenti della Gallucci, vi lascio qui. Grazie mille a tutti. E un ultimo applauso bambini anche a voi che avete fatto delle opere bellissime ed un arrivederci al prossimo anno. Grazie mille all'assessora. Arrivederci a tutti. Oh no, grazie a voi, grazie a tutti. Ringraziamo la biblioteca di Pieve di Soligo, l'assessori che avete conosciuto prima, Nadia Daltoè della biblioteca che ci ha seguito tutto l'anno, tutte le maestre, tutti i bambini e le bambine. Adesso uscendo potete rivedere anche le vostre opere e ci vediamo il prossimo anno. Ci Grazie vediamo a l'anno tutti. prossimo. Ciao. Ciao. Buona serata a tutti, buona giornata.